Martellini nel giorno più bello del calcio italiano. L'emozione di essere stato designato a concelebrare questi giorni, anche giorni belli e giorni tristi, quanti ce ne sono stati in 100 anni. Giorni di vittorie, di successi, di promozioni, di lancio di grandi campioni e anche giorni di sconfitte, purtroppo. Clodia hanno deciso di darsi anche l'attività calcistica. Da allora siamo arrivati a oggi celebrando vittorie e sconfitte, ma sempre con l'orgoglio di rappresentare una città così bella e così unica. 11 gennaio, oggi siamo al 10, 98 anni fa nasceva Aldo Ballarini, l'esponente più alto di questa storia, di cui vedete l'ultima maglia della nazionale con cui ha disputato il suo ultimo enorme incontro. Aldo, strappato troppo presto alla vita e a ulteriori successi nazionali assieme al fratello Dino. Grazie anche alle famiglie Ballarini per essere qui anche oggi. Come Aldo, le maglie bianco-azzurre scelte dai fondatori del Clodia sono state indossate da tanti campioni e dai figli del popolo di questa città così particolare, dove si poteva andare per le calli quando non c'erano tutte queste macchine e negli oratori, proprio come loro, sperando di venire osservato dagli scout, da uno come Sandro Pedare, e la domenica andare in gradinata a fare il tifo. Gli atleti del Clodia, come il primo goleador è stato un certo Talpo, il primo a segnare, il primo per il Clodia, inizialmente giocavano alla Marittima dei Saloni, ma ben presto hanno trovato casa nel campo di Sacca San Giovanni, così come si chiamava allora, ed era anche quel caso il 1920. Ad aprile cadranno i 100 anni anche dello stadio, un binomio indissolubile e irresistibile al tempo, che ci mette direttamente nei libri di storia. Pochi giorni fa io sono stato a Parigi a vedere una partita di Coppa di Francia del Red Star, un'altra società gloriosa che da 100 anni gioca sempre sullo stesso terreno, i cui tifosi hanno un attaccamento viscerale ai colori e all'identità. Addirittura alcuni degli stessi cori della Curva de Paulis li ho sentiti anche là. E tanto da essere una squadra che è risultata attrattiva per gli appassionati di fuori e addirittura per i media più all'avanguardia. E ho pensato proprio su quella tribuna che anche lì, qui, poteva succedere come allora, un fenomeno popolare, culturale, di massa, perché siamo già così. E a Chioggia sappiamo già che senza futuro non c'è una storia, e senza una storia non c'è futuro. Questo concetto per me è appunto un leitmotiv, e la mostra e l'incontro a cui stiamo partecipando adesso sono un figlio ideale, uno scambio di figurine in piazza, come negli anni 70, una partita su buteo con le maglie granata, come sono state fatte appunto in quegli anni, come una telecronaca di Serie C, con Dino, Ballarin che la passa ad Aldo, che scambia il nostro capitano Alberto che domani purtroppo non potrà giocare, che serve Giorgio Boscolo in Serie A, vede l'inserimento di Franco, Cerilli, che rifinisce per Emanuel, Rizzi, che fa un assist per la rovesciata di Marco, Scarpa sotto la rete. Io, come avete capito, a differenza di solito parlerò il meno possibile, se non per smistare la linea ai colleghi impegnati negli altri campi, che poi sono quelli più vicini, quelli con i quali ogni domenica raccontiamo il calcio dalla tribuna stampa, e che domani dalle 14 saranno in postazione per l'Unione Clodiense Delta Porto Tolle. Dico 14 perché poi il Presidente racconterà cosa succederà domani. In bocca al lupo intanto ai ragazzi della prima squadra che vediamo qui seduti in compagnia nostra. Da parte mia volevo solo ringraziare 2 persone per questa mostra, poi altre, Nicoletta Perini e Davide Bogolenta. Nicoletta, che è di Dino Harry Potter, e suo marito. Loro sono il Museo Ballarin, per ora è un museo solo virtuale, ma si spera presto possa godere di una sede fisica, permanente e sempre aperta. Nicoletta è alla mia destra, vicino a me c'è Daniele Zennaro della Nuova Venezia, il maestro Sandro Pedare, scout di tanti di noi, Marco Lanza del Gazzettino e Adolfo Pagano, il decano dei cronisti sportivi. Non saranno gli unici a parlare oggi, poi lo vedremo in strada facendo. Do la parola a Nicoletta per i ringraziamenti di rito. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Non sono di tante parole e ho anche la voce stasera un po' che va e viene. Però mi sento di ringraziare alcune persone, in primis il Convese che ovviamente ha introdotto e ringrazio di essere qui, mio marito Davide che è la mente di tutta questa mostra, è il suo braccio, e l'assessore Isabella Penzo e ovviamente tutta l'amministrazione comunale
lo staff del Museo Civico che ci è stato di grande aiuto per organizzare tutto, insomma. Ovviamente tutti presenti e anche i nostri amici qui al tavolo, e mi sento di dare un ringraziamento speciale a Raffaele Brasile, che ci è stato di grande aiuto per una parte della mostra. Anche altre persone ci hanno aiutato ognuno a suo modo, e cito Gabriele Crocco, statistico e storico di calcio, Paolo Prezzato, storico del Sottomarina, e Dalla Lì, archivio fotografico del Chiovia. Ovviamente ringrazio il presidente Ivano Bosco-Lobiello e tutto lo staff dell'Unione Clodiense, in particolare Giorgio Siviero, che ci è stato di aiuto, e Bullo Anzato e Luigino Vianello dell'Unione Clodiense settore giovanile, le ragazze del settore giovanile e femminile che ci hanno dato il materiale che vedete nella mostra, insieme insomma con Giampaolo Bullo e Valentina Bullo, la delegazione Ultras che è qui presente, e non per ultimo il nostro amico fotografo Rossano Bullo, che ha fatto le foto di tutta la mostra e di questa serata. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie Nicoletta, allora cominciamo con il partner istituzionali. Se questa mostra è stata possibile, naturalmente oltre all'Unione Clodiense, è stato grazie all'amministrazione comunale di Chioggia. Abbiamo l'assessora agli eventi e allo sport Isabella Pezzo, che prego di venire qui. Buonasera a tutti, a nome dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco Ferro vi do il benvenuto e vi ringrazio per la calorosa e numerosa partecipazione, anche se non avevo dubbi, perché negli ultimi tempi ci sono state tante occasioni per incontrarci, per celebrare il mondo dello sport, soprattutto quello del calcio, da partire dal Museo Internazionale che abbiamo ospitato nel 2018, alle celebrazioni e anniversari delle strade Superga, le commemorazioni anche dei fratelli Ballerini. Tutte queste iniziative, compresa quella di oggi, ha avuto un enorme riscontro da parte della cittadinanza. Significa che Chioggia è molto sensibile all'argomento dello sport, soprattutto in questo caso quello del calcio, e lo testimoniano anche le tante associazioni sportive serie che animano il nostro territorio, ma che soprattutto aiutano i nostri figli, i nostri nipoti a crescere, ad imparare delle regole da rispettare non solo in un campo da gioco, ma soprattutto fuori. Oggi sicuramente è un giorno importante. Non tutti hanno la fortuna di poter celebrare 100 anni di calcio, 100 anni di sport in una città, e quindi non dobbiamo che esserne fieri. Come diceva prima Enrico, io mi soffermerei più che sul numero centenario, che comunque è un importante traguardo, sul cammino che si è affrontato in questi 100 anni, ma soprattutto anche nella giornata di oggi. Un cammino fatto di cose positive, quindi promozioni in categorie alte, piuttosto che sportivi chioggioti riconosciuti a livello nazionale, ma anche momenti negativi, dalle guerre alla strage di Superga con la perdita dei nostri concittadini, e anche ad arrivare a dei malumori, disaggregazioni fra città, fra tifoseria, fra amministrazioni. Se siamo arrivati qui oggi, credo che non potremmo festeggiarlo in maniera migliore. Siamo qui oggi in una città unita, vedo sportivi, non sportivi, giovani, meno giovani, ma sicuramente tutti accomunati dall'amore per questa città. E se siamo arrivati oggi è grazie anche all'associazione sportiva, ai presidenti, ai tanti volontari che ogni giorno davvero hanno lottato e lottano insegnando una passione. Grazie anche ai giocatori, ai tifosi. Quindi oggi siamo grazie a queste persone che hanno scritto una storia. Io dico sempre che sono fortunata a rappresentare in città l'assessorato dello sport, della cultura e dell'istruzione, perché trovo che questi assessorati siano funzionali e connessi l'uno dall'altro. Oggi inauguriamo una mostra che sicuramente parla di sport, ma parla di cultura, parla di storia, parla di tradizione di una città, di un tessuto sociale, parla di educazione. Ma se da una parte festeggiamo questo anniversario in modo positivo, dall'altra caratterialmente non mi piace nascondermi dietro un dito
sicuramente c'è la consapevolezza che c'è ancora molto da fare nel mondo dello sport. E quindi questo è un impegno che l'amministrazione, ma anche tutta una città deve essere consapevole di questo e deve impegnarsi affinché il futuro sia sicuramente migliore del presente. Concludo ringraziando io due persone, ma ringrazio loro, ma ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, perché siete stati molti a dare il proprio contributo a questa mostra. Ringrazio Nicoletta e Davide che in questo periodo, insomma in questi ultimi anni ho avuto modo di conoscere e davvero racconto delle persone eccezionali che hanno fatto questo per amore per la propria città. Ringrazio da ultimo la società Unico Clodiense, dal settore giovanile alla prima squadra. Concludo. Prima Enrico parlava di un sogno nel cassetto di questa città, che è quello di poter avere un posto fisico dove poter ammirare e conoscere la storia del calcio locale. Vi dico che insieme ne stiamo discutendo sia con Nicoletta che con Davide. Nel massimo impegno non posso sbilanciarmi oltre, ma spero davvero il prima possibile di darvi una bella notizia. Grazie di cuore e buon proseguimento a voi. Grazie Sassola, grazie Isabella per questa bella notizia e per il tuo discorso e un abbraccio in bocca al lupo per la piccola Rosa che presto conosceremo tutti. E naturalmente adesso comincerà un percorso storico. Le immagini che vedete qui sono state selezionate da Davide Bovolenta, quindi dall'organizzazione rappresenta 100 anni. 100 anni che cominciano appunto il 10-11 gennaio 1920 all'Albergo Italia. Per tanti anni, fino al 71, c'è stato il Clodia. E chi meglio di Adolfo Pagan per poter raccontare la sua prima partita, i suoi primi ricordi in campo. Adolfo è stato corrispondente anche di Tutto Sport, radiofonico, addetto stampa, uno che il campo l'ha sempre vissuto. Scherzo col calcio, perché io stavo lavorando all'ECA e il ragioniere Mistretta era fratello di Mistretta anche lui. E tramite lui sono stato imbrigliato nel mondo del calcio. Ho cominciato come tifoso, prima come tifoso e dopo come studente di tutto sport. Sono stati 5 anni bellissimi, però conclusi con la fazienda che Sansu se n'è andato, il consigliere abbiamo vissuto gli ultimi anni nel declino totale, c'era Berardi allenatore, io andavo sempre a intervistare e mi sembrava di andare a Novelia, poi è nato Ballerino, fece il suo risetto e venne, faccio brevemente perché raccontare 70 anni è difficile. Sì, come sì. E ci fu una riunione in comune e venne imbrigliato, tra virgolette, Franco De Paulis, il quale poi perse la vita, chi suole, però gli anni li ho vissuti come radio, lo delibero, e avevo come colleghi Carlo Club e più presente Marco Lanzi. E siamo andati avanti fino al 1992, poi nel 1992 fu una scelta di Radio di Delibero di cedere frequenze a Radio Maria e allora ho cominciato ancora con Gino Levantacci in PCS. Tutte queste partite oltre 1000 partite. Quando ero corrispondente dello sport dovevo andare a Subiate Arno, a Vercelli, dove andavamo in Serie C. E ho rischiato con il divorzio. Vai. È stata dura, quando è possibile. Abbiamo cominciato nel 1946, la prima partita, appena finita la guerra, mi ha accompagnato mio papà allo stadio.
e ricordo anche Aldo e Dino Malarini ai Salesiani storici, dove andavamo ragazzini a seguire questi grandi giocatori. Però poi è stata un'amarezza quello che ti dicevo, l'avventura di Franco De Paris che si concluse male per vari motivi che non sto qua ad elencare, e siamo andati a giocare in serie, proprio all'ultima serie. Il Segnalini aveva il fazzoletto, non c'era neanche la bandierina. Poi lo abbiamo detto una corrente, e adesso grazie anche al Presidente Pieri che si prende sulle spalle della società, siamo ritornati in vita in un girone, in una serie che è dignitosa. Adolfo, volevo chiederti più che altro, visto che hai vissuto tanti anni di Clodia, anche fino alla fusione, proprio dalla tribuna stampa e non solo, eri sempre a casa, trasferta, cosa voleva dire andare allo stadio all'epoca? Quante persone c'erano? C'erano persone che cantavano come oggi, c'erano macchinate per le trasferte, c'erano pranzi assieme, aperitivi, Jesolo, mi suggeriscono Jesolo, parla di Clodia. Io a Jesolo c'ero, è stata una giornata triste, l'ho vissuta in prima persona, ero in tribuna con Ranzato che era allora corrispondente nella notte, e non auguro di vedere una cosa, vennero assaltati gli spogliatoi, c'era chi voleva Rossignoli di Verona, ragazzi, ha dato il calcio di rigore, poi c'è stato il calcio d'angolo dalla parte dello spogliatoio, è stato il primo ed è andato dentro. Padoan era sulla linea, adesso col Varsi si parla di tutti i minuti, ha dato che il calcio di rigore deve essere realizzato perché il momento alla fine del mondo siamo arrivati a Chioggia. Io ero in macchina, ho pensato alle 11 di sera, c'era la gente in piazza che si diceva: hai visto mio marito, hai visto mio figlio? Purtroppo c'è questo, poi ho invece un ricordo bellissimo, allora ero relativamente giovane, molto giovane, e la partita del Coino stavamo uscendo dalla parte del rettificio quando venne il cross, penso Mirko che è morto, e Miglietto Santo che è morto anche lui, in testa fece il gol, è stata forse la più grande gioia del calcio a Chioggia come spettacolarità. E se mi dici i tifosi c'erano di prima, io ti racconto un aneddoto dopo passo, perché questa deve parlare 30 ore. Milan e però 7 ore. Poi festa sul Marino, un bel giorno arriva il trofeo Samson. Sono in tribuna con Radici, che è uno dei cronisti della Gazzetta che seguiva le partite quando viene seccante, Canuti, tanti giocatori. Questo cronista mi diceva: ma scusa, questo Suso con chi gioca? Perché i tifosi Suso per attaccare. Dopo fate il Suso è andato nel Milan. Come potete capire, e l'ha detto lui stesso, con Adolfo si starebbe qua ore, così come quando siamo in tribuna stampa ci racconta queste altre. Ovviamente viene ancora a trovarci, anche se non esercita più la professione, e vi rendete conto che ci arriveremo tutti per avere la sua lucidità e la sua memoria quando avremo la sua età. Il Chioggia e Clodia c'è stato naturalmente dal 20 al 71,
La fusione l'ha fatta con il Sottomarina, con la squadra nero-verde nata nel 59, lo scorso anno sono celebrati 60 anni, anche lì insomma sarebbe stata l'occasione per una festa, nero-verde, squadra andata in Serie C. È una persona che può raccontarci assolutamente quello che succedeva, ma anche parlare del grande impegno di scouting verso il calcio giovanile, di tanti bambini della città che nelle calli di Chioggia Sottomarina giocavano, è quello che io chiamo il maestro Sandro Pevare. Comunque ringrazio tutti i miei ex che si sono entusiasmati per salutarmi. È un segno bello, così che ho creato qualcosa di positivo, non di negativo. No, non devo dietro il microfono, era solo per te, mi fanno segno che bisogna parlare abbastanza vicino perché dirà un po' di confusione. Quanti ragazzini hai esplorato in questa città? Tantissimi, da non ricordare quanti sono. Comunque ho avuto tanti belle soddisfazioni, perché i ragazzi mi vogliono molto bene. E si è visto anche oggi appunto che tutti sono da salutare. Queste le serie superiori come la C, come le hai vissute, che ruolo avevi e cosa ricordi? Ricordati che c'era il campionato italiano, si doveva vincere il campionato veneto per andare al campionato italiano e io sono andato al campionato italiano 6 volte, sono arrivato sesto, quarto, secondo e primo Guadagnaro Lenzo, 90.000 iscritti per il campionato italiano. Ok. Quindi ricordiamo appunto quei 10 anni, fuori ci sono naturalmente nella mostra sia i tabelloni anche con le figurine panini di quegli anni là, e Chioggia e Sottomarina erano sulla bocca di tutti in tutta Italia. E adesso è cambiato un po' di tempo, sono cambiati i tempi e ci vorrebbe più amore verso la squadra, non per darla a vedere a giocare, ma per incoraggiarla e aiutarla a crescere. È tutto diverso di quello che fanno adesso. Anche adesso c'è un grande settore giovanile, ne ha fatto prima menzione Nicoletta, anche qui dai bambini dei primi calci ai ragazzi della Juniores, tantissimi giovani a Chioggia continuano a giocare nei campi che ci sono. Speriamo che riescano bene, io mi auguro con tutto il cuore. Un applauso per il maestro Pevare. 1970-71, ultimo campionato, la fusione, la squadra riparte dalla Serie D. Un ragazzino di 18 anni, un ala destra tornante, fantasista, trequartista, chiamatelo come volete, con calzetti bassi vigorosamente, si faceva notare, un ragazzo di questa città che poi, dopo i ballerini, ha portato in alto il nome di Chioggia nel calcio di tutta Italia. Franco Ciarilli. Buonasera a tutti. Allora, Brasile mi chiedeva come mai te che gioco sei partito nel Sottomarino? E io gli ho detto, sono andato a fare un provino e Claudia mi ha scappato. È stato un bel furbo. E sono andato nel Sottomarino perché il calcio insomma era la mia passione. Un certo Quaresima, non so se qualcuno se lo ricorda, degli anziani, mi prese, e poi ho proseguito il mio cammino nei campetti del cimitero con questo signore che ha appena parlato, Sandro Pevare, che sarebbe da tirargli un po' le orecchie, perché inizialmente faceva giocare tutti quelli di Sottomarina, però poi gli è toccato farmi giocare, giusto? Comunque poi, vabbè, io ho fatto l'esordio a 16 anni nel Sottomarina, poi ci sono stati vicissitudini di Sasso e sono stato partecipe alla fusione che c'è stata nel 70 e 71, la famosa Unione CS 71. Ho fatto un anno qui e poi mi sono andato in giro per l'Italia, anche lì diciamo che è stato un colpo di fortuna, nonostante magari avessi qualche qualità, no? Il direttore sportivo era dal Cina, che a fine anno mi chiede a Massese dicendo tanto questo qui non può andare da nessuna parte.
E lì è stata una fortuna, perché era un Assese, mi fecero giocare una ventina di partite in primo anno, poi mi misero in panchina, tanto che dei miei compagni dicevano come mai non ti fanno mai giocare. Poi alla fine capì che c'era una questione di soldi. Per il riscatto, quindi era riscattato con pochi soldi, e anche lì diciamo è stato un colpo di fortuna che dal cinema ha creduto in me, e da lì la mia carriera. Penso di aver portato in giro per l'Italia e per il mondo il nome di Chioggia con onore. Poi la mia carriera di allenatore è cominciata qui con la prima categoria, conto un po' la storia. La prima categoria, quando in un periodo che era un po' triste, feci 2 campionati, ne vinsi uno, andavamo in promozione, poi per dei disnidi societari mi andai via. Mi piacerebbe ritornare ad essere partecipe di questa società, perché questa società secondo me avrà un futuro e dovremo fare, secondo me, un grosso applauso anche al Presidente che oltre al piano economico ci mette anche il tempo, visto che non credo non faccia niente, è un grosso imprenditore, quindi il tempo ne ha poco. Mi ha fatto piacere il ritorno dei tifosi allo stadio, però penso che manchi ancora qualcosa. Questa città ha un potenziale di 2000 persone minimo. Cerchiamo di ritornare a questo stadio ad incoraggiare questa squadra che è in Serie D, però programmandola bene, con un aiuto magari l'imprenditore locale, potrebbe portare questa società ai livelli semiprofessionistici, secondo me, lavorando bene, e stanno lavorando bene ora. Buona serata a tutti. Grazie Franco, raccolgo l'appello, visto che abbiamo anche l'amministrazione, si parlava dello stadio, le case degli Ultras sono le curve, quindi quanto prima ridateci le curve, nord e soprattutto sud, di modo che le 2000 persone auspicate da Franco e da tutti possano tornare. Io ho lanciato il sasso. Franco ha parlato della fusione, un momento in cui la squadra di Chioggia e quelle di Sottomarina per la prima volta si sono messe assieme. Tra i volumi della storia, questo benemerito volume di Adolfo Pagan, di Angelo Padoan, di Nicolette, di Davide, di Marco, di Gabriele Crocco, questo di Daniele Naro e Carlo Crucco, abbiamo capito insomma che non fu una cosa tanto indolore. La fusione ha portato la squadra prima in Serie D e poi per qualche anno in Serie C, cioè nell'epoca di metà anni 70, quando, come dicevo prima, siamo finiti nelle figurine Panini con tutta la formazione, ci hanno dedicato squadre di Subbuteo, c'era la Coppa Clodia che a breve anche tornerà, le grandi amichevoli nazionali e internazionali, fino poi a un momento che è stato la fine. Per parlare della storia dell'Unione Clodia Sottomarina, quindi dal 1970 fino sostanzialmente al 2010, poi faremo anche un intervento più puntuale, Daniele Zennaro della Nuova Venezia, anche lui ha lavorato in Radio BCS, corrispondente tutt'oggi di Radio Detta e redattore di Chioggia News 24. Buonasera a tutti quanti, anch'io ho iniziato con Adolfo con la Radio Chioggia Libera, non bisogna mai dimenticarsi che è stata per noi una grande palestra da questo punto di vista. Allora, il traguardo dei 100 anni non è mai banale, prima abbiamo sentito parlare di cadute, risalite, la squadra di Chioggia sia si chiamasse Unione Clodia Sottomarina che Chioggia Sottomarina, che Clodiense eccetera, è sempre stata un po' come l'araba felice, no? È caduta tante volte ed è anche risorta. Prima Franco ricordava il periodo dove mi faceva il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore e il giocatore, e come dice il mio amico Adolfo non c'erano nemmeno le bustine per fare il tè in quegli anni, quindi è stata veramente sono stati veramente degli anni difficili. Io però ovviamente gli anni 70 sono stati gli anni gloriosi della Serie C, di quella famosa squadra che ha sfiorato anche la clamorosa promozione in Serie B. Abbiamo visto quest'estate tanti giocatori che sono venuti a trovarci, compreso Claudio Nofri che è partito da Genova per venire a salutarci, quindi insomma un po' Chioggia è rimasta e rimane tuttora nel cuore di chi viene a giocare da queste parti. La Serie C, dicevamo, sono stati veramente degli anni molto belli, partite molto importanti, partite interessanti, tanto pubblico allo stadio, poi il declino, come ha ricordato
ha ricordato Adolfo, con il sindaco che era Renato Ballarini, che si è dovuto tenere la squadra perché non c'era nessuno a cui affidarla, e gli anni 80 che vanno ricordati credo come gli anni di Franco De Paulis. Franco De Paulis, che non c'è più da tanti anni ormai con noi, che ha fatto risorgere per l'ennesima volta questa squadra. Io vedo diversi giocatori che sono qua, che hanno giocato nell'epoca di De Paulis di quel particolare campionato, credo fosse l'84-85, scusate ma sono abbastanza anziano, a volte devo guardare anche, non mi ricordo più, 84-85, che quel campionato straordinario, quella partita straordinaria che mi ricordo ancora, quella di Schio, maggio, ti dico subito anche la data giusta, 5 maggio di Schio, dove era lo scontro diretto, o noi o loro, vincemmo noi per 2-0 grazie a un gol straordinario di quel signore che è seduto lì in fondo, Pino Augusti, che segnò, come dice un mio amico, mio redattore sportivo che non è qua però vi saluta, che è Carlo Grucu, segnò un gol alla Mortensen, perché a volte il capello bianco magari si ricorda che tipo di gol faceva Mortensen, e poi il 2-0 l'ho visto anche lui qui questa sera, fatto da un ragazzino che quella volta fece piangere tutti, perché fu veramente una grande festa. A Schio ancora se lo ricordano, Luca Boscolo, che mentre eravamo in 10 segnò il gol del 2-0 e mandò a casa tutti e scoppiò la festa. Insomma, quello è stato veramente un tripudio. L'Unione Gloria Sudmarina ritornò in Serie D, fu l'anno della costituzione degli Ultras, 1984, quindi è stata veramente un'annata gloriosa. E come sempre, per l'ennesima volta poi, dopo tanti anni anche di Serie D, la nuova caduta, come ricordava Adolfo, adesso lui fa un po' un romanzo, no? Dice non c'erano, i guardalini avevano i fazzoletti, in realtà proprio i guardalini non c'erano, perché in prima categoria i guardalini non ci sono, però sono stati anni veramente dove anche Franco ha fatto veramente un grande lavoro, il secondo posto se non mi ricordo male, il primo anno e il primo posto nel secondo anno. E lì è entrato in campo un altro imprenditore, che lo vedo qui seduto davanti a noi, che è Gianni Pagan, che salutiamo ed è doveroso salutarlo con un bel applauso. Grazie, dimmi se sbaglio Gianni, un po' al coinvolgimento di Mauro Paglioni, che assieme ad Arnaldo Cavallari, che anche lui non c'è più, ti ha coinvolto in questa avventura che credo debba aver avuto il suo culmine nel 97, in quella famosa partita alla Piani, dove 4.500 chiogiotti fecero veramente una carovana, no? Non finiva mai questa carovana di macchine allo stadio a Piani. Qui c'era l'allenatore Jimmy Rossetti, noi eravamo in promozione, l'unica squadra di promozione rimasta, gli altri erano tutti di eccellenza. Affrontammo il Bassano, che poi vinse il campionato di eccellenza ed andò a servire una squadra fortissima tra l'altro, però diciamo noi non si poteva perdere quella partita, Jimmy, quella partita là non si poteva perdere, e guarda caso segnò ancora quello che però dopo segnarono 2 chiogiotti, è vero, segnarono 2 chiogiotti, non era più un ragazzino allora, ma il primo gol fu ancora di Luca Boscolo, che si inventò un tranciante all'incrocio di pali, poi la beffa del pareggio a 2 minuti dalla fine, e poi quando non si vedeva più niente, perché era talmente buio ormai non si vedeva più niente, supplementari, questa punizione tutti si aspettavano il combinato, invece tirò Davide Bellemo e fece gol, e lì veramente si scatenò la festa di queste 4.500 persone, che nemmeno gli organizzatori si aspettavano, perché a un certo punto non c'erano più biglietti. Praticamente la gente dava le 10.000 lire, entravano dentro, non si sa bene dove come, hanno dovuto aprire un'altra curva, insomma, quell'avventura poi proseguì durante la stagione con la vittoria del campionato senza perdere neanche una partita, ma anche con la famosa partita di Gubbio di Coppa Italia, i quarti di finale di Coppa Italia, dove avevamo vinto 1-0 all'andata con il gol di combinato,
lì perdemmo 4-2, fummo eliminati da un gol fatto su un'azione di calcio d'angolo, ricordo ancora il nome di quello che ci fece gol, Bignone, che di testa ce la mise dentro al 95esimo, una cosa di questo genere. È stata veramente comunque una grande avventura. In quella partita ho visto Jimmy dopo il nostro secondo gol fare una capriola, non l'avevo visto fare nemmeno ai più grandi acrobati, e questo è stato poi il trampolino di lancio verso quella che poi dopo sarebbe diventata la Serie D, gli anni 2000, i playoff conquistati più volte. Abbiamo visto tante fotografie, tante immagini, quella famosa partita di Quinto di Treviso con il gol del nostro capitano Emanuele Rizzi che diventò veramente leggenda, pochi minuti dalla fine che ci diede il pareggio, si andò ai supplementari e all'ultimo minuto dei supplementari Ragusa sul rigore fece il gol delle 2-1. Tante partite con il Carpi che poi abbiamo visto che sparata ha fatto, insomma ricordi ce ne sono tantissimi. Le Coppa Italia Cesena, le Coppa Italia Cremona con la Cremonese, arrivando fino al 2010 che fu l'ultimo anno dove l'ultimo allenatore di quella squadra fu Marco Scarpa, che oggi è si può dire osservatore, il tecnico della nazionale italiana di calcio. Io mi fermo qua e ti do l'assist a te. Grazie Daniele per queste emozioni che ci hai fatto rivivere, tante le abbiamo vissute assieme in diretta, non solo sugli spalti in curva, ma c'eravamo, insomma, noi che ormai tanto giovani non siamo più. L'assist l'hai fatto tu stavolta. Marco Scarpa è stato giocatore a inizio anni 90, insomma lo ricordiamo per la rovesciata sulla neve che ha adornato anche questa copertina. Lo abbiamo ritrovato in panchina, è stato l'ultimo allenatore del Chioggia Sottomarina e adesso insomma ha collaborato con mister Prandelli, con mister Conte, con mister Ventura, adesso con mister Mancini. Lo vediamo in giro per il mondo nelle foto di Instagram, e però è a Chioggia quando può e quando vuole. Buonasera a tutti, sono onoratissimo di essere qui. Io ho mosso i primi passi da calciatore, ho la fortuna di essere stato calciatore e anche allenatore, quindi comunque il mio legame con la città è enorme. I primi passi da calciatore li ho mossi grazie a Sandro Pevare, perché una volta si facevano i provini e o c'eri o non c'eri, o eri sì o eri no, e per Sandro Pevare era un sì, e quindi mi fece un ragazzino di 10 anni e da lì è cominciata la mia carriera nel settore giovanile. Anni 90, come diceva Daniele, anni un po' difficili, il mio esordio l'ho fatto negli anni 90 in eccellenza, c'era Corrado Penzo del qui allenatore, anche Eraldo Mancini, il pianto Eraldo Mancini, quindi settore giovanile 2 anni di prima squadra e poi sono uscito e da lì ho cominciato la mia carriera da calciatore fuori. Però poi terminata la carriera avevo questo sentimento, no, di tornare. Il presidente del tempo Gino De Vantaggi mi chiese se era possibile la cosa e io, insomma, giovane allenatore, voglia di fare, e sono venuto qui e ho allenato la squadra che voi non avete nominato la Coppa Italia, ma anche con la squadra mia siamo arrivati in Coppa Italia a Perugia, a quarti di finale, che poi anche quello è stato un percorso molto bello. Quello invece è un campionato un po' più tortuoso, però con la trasferta di Venezia, quella clamorosa con il balcone organizzato dai tifosi che sicuramente ricorderanno come si dice, un vaporetto stracolmo di tifosi, si era riacceso l'entusiasmo che poi si è un attimo sopito, però adesso sta ritornando, quindi grande soddisfazione per vedere tutto ciò che sta rinascendo, no? Come dicevate voi, ci sono alti e bassi, nel calcio alti e bassi, anche la nazionale ha alti e bassi, no? Quindi adesso si spera di vivere degli alti, abbiamo appena vissuto dei bassi e speriamo di tornare sempre alti. In breve, il fatto che io rappresenti anche la nazione italiana è fonte di orgoglio, e deve essere anche fonte di orgoglio di tutti voi. Quando io sono in giro per l'Italia, in giro per il mondo e lavoro per la nazionale, comunque si è sempre Chioggia come spesso tra colleghi, no, si dice ma tu dove sei? E io sono sempre il primo a descrivere un po' la nostra città, dove siamo, da dove provengo, ed è anche questo
orgoglio. Per chi non lo sa, il mio lavoro è abbastanza all'oscuro, non molto visibile, però io comunque come primo compito nazionale quello dello studio dell'avversario. Adesso si fanno molte analisi per valutare una partita, soprattutto per capire come un avversario può essere pericoloso per chi lo affronta. Io ho questo compito e quando l'Italia gioca contro un avversario io sono il primo chiamato in causa per analizzarlo, quindi me lo vado a vedere all'estero in giro per il mondo e poi analizzo e porto nel CT Mancini in questo periodo quali sono le caratteristiche dell'avversario da poter studiare. Quindi comunque una responsabilità importante perché comunque non è da tutti, riconoscono che ho delle capacità e quindi Grazie Marco e in bocca al lupo naturalmente per gli europei, una squadra bella, giovane, affronteranno, ricordiamo, in Italia, la Turchia, il Galles e la Svizzera a partire dal prossimo giugno e con questi ci sarà anche Marco. No? Sì, quando parlo adesso vediamo che tre erano. Adesso non riesco a allora, abbiamo fatto riferimento con Dan prima ancora che con Marco agli ultimi anni del passato, insomma non sono state tutte rose e fiori, l'abbiamo detto, i tifosi ricordano, non solo gli ultimi, chiaramente cosa è successo a cavallo del 2009-2010, la bandiera del calcio a Chioggia stava inesorabilmente per cadere. In realtà c'è stata una nuova storia, dal Sottomarina Lido, dal titolo del Fossò, fino all'anno scorso, quindi fino al maggio, alla meravigliosa trasferta e salvezza conquistata a Feltre, la storia si è chiamata Oriense. Per raccontare questi 10 anni che abbiamo vissuto in cronaca più che in storia, do la parola a Marco Lanza, corrispondente del Gazzettino, speaker ogni domenica allo stadio del Dino Ballarini e curatore di una bella pagina online che si chiama A me interessa il calcio. Grazie Enrico, buonasera a tutti. Io ogni tanto davo un'occhiata all'orologio perché come diceva appunto Enrico, adesso arriviamo all'attualità e sappiamo che dobbiamo andare a vedere una mostra che è veramente molto bella e quindi vorrei che tutti quanti la osservassero con gli occhi della passione e del cuore perché, come diceva l'assessore Isabella Penzo, sono veramente tanti grazie da dire a quelli che sono stati i protagonisti di 100 anni di calcio, quelli che sono ancora vivi e quelli che hanno visto veramente dei momenti della nostra città, collegata anche alla cultura, che ci sono i familiari anche di Aldo e Dino Ballerina e quindi quei due personaggi che hanno naturalmente segnato quella colore granata che è il colore della nostra città unitamente al nero verde del Sottomarina. Per quello che mi riguarda, quando Nicoletta mi ha chiamato e mi ha detto Marco andiamo a parlare ovviamente di quelli che sono sì gli aneddoti ma andiamo a parlare anche dell'attualità. Io preparandomi due appunti volevo ringraziare delle persone oltre ad Adolfo che sono state fondamentali per quello che riguarda la comunicazione, perché se ovviamente lo stiamo raccontando questo calcio attraverso i giornali e perché c'è l'importanza e c'è la fama diciamo di calcio da parte dei lettori, degli ascoltatori e di quelli che ascoltavano appunto la radio, ascoltavano le radiocronache delle partite quando le faceva Adolfo negli anni 80 e quel testimone che invece ho preso io nel 97-98 raccontando tutti i 90 minuti della partita, tutto quello che succedeva nell'ambito degli incontri di un campionato e fu proprio quel campionato che con il presidente appunto Gianni Paganda si perse allo spareggio di Mogliano, ma si perse in quella situazione che ancora tuttora è abbastanza, diciamo, poco raccontata con chiarezza, perché il Monselice non aveva mai giocatori squalificati e invece sapevamo che tutto sommato qualche cosa in quella stagione successe. Questo per dire che lo meritava quel campionato l'allora Chioggia Sottomarina di vincerlo, quel Chioggia Sottomarina che non aveva solo Gianni Pagana come grande dirigente ma anche Ivano Bielo che a quel tempo iniziava proprio quella che era la sua carriera di dirigente assieme a Mauro Boscolo Gallo che è stato appunto il direttore dei primi anni. Volevo ringraziare proprio quei pionieri appunto della radio, ovvero da Poppi Ballarina di
di Radio Chioggia Sottomarina, la stessa Radio Gloria con Silvano Catina, con il quale abbiamo raccontato poi il Sottomarina, e anche gli amici, vedo Sergio Sottovia, loro mi dicevano: Marco, ci vuole un mitra per fermarlo quando c'è la diretta appunto totale dei 90 minuti. Io dicevo: in 3 minuti non faccio neppure a tempo a spiegare dov'è il pallone. Ecco perché, per non dilungarmi, volevo proprio dare un'occhiata per dare il microfono appunto giustamente ad Enrico nel momento opportuno. C'è anche Bruno Capone da ringraziare, perché da quando io ho iniziato con il Gazzettino ero il corrispondente del Sottomarina, e Bruno Capone era la prima firma del nostro giornale, quindi a lui vanno i complimenti per aver raccontato naturalmente tanto calcio del passato. Per quello che mi riguarda l'attualità, in quella stagione ci fu il grande impegno di Vano Boscolo-Piero, che è il direttore generale Mauro Boscolo-Gaglio, di cercare in quella estate travagliata, ricordo ci furono anche dei viaggi a Roma per mantenere la categoria, perché come ricorderete c'erano tutte le caratteristiche per poter disputare il campionato di Serie D. Purtroppo la Lega non era d'accordo con quella continuità e quindi si instaurò subito la voglia da parte dei dirigenti, che già lo stavano facendo durante l'estate, costruire una squadra che potesse ben figurare nel campionato di Serie D. Scelsero un allenatore di grande esperienza, anche se lui, lo vedo sorridere quando si parla appunto di allenatori di grande esperienza, perché un po' significa diciamo un veterano, uno che di calcio naturalmente ne mastica tanto. Il nostro attuale allenatore è Mario Vittadello, ed è per noi questo applauso naturalmente super meritato. Ma in quella stagione che portò la cavalcata vincente e riportò la squadra in Serie D, si misero naturalmente anche le basi per l'arrivo di giocatori importanti, dico anche del capitano Alberto da Ballarina, e di tutto quello che successe poi in quelle 4 stagioni di permanenza nel campionato, appunto, che non dimentichiamolo è la massima serie per quello che concerne i dilettanti. Ci fu poi la discesa in eccellenza, anche in quel caso un campionato alquanto travagliato, ma immediatamente nella stagione successiva la vittoria del campionato e la vittoria della Coppa Italia di eccellenza, quindi ci fu questa grande abbinata. Ecco, lo so che la vittoria del campionato è anche un aspetto esagerato perché la squadra arrivò seconda, ma sappiamo che in quella stagione veramente c'era una grande competitività e riuscì comunque da quella formazione veramente a tenere testa sia nell'ultima giornata all'Ambrosiana, che era stata la squadra poi battuta anche nella finale di Coppa Italia. In 8 anni di Clodiense ci sono state 6 stagioni in Serie D e 2 stagioni nel campionato di eccellenza. Il ritorno immediato in tutte e 2 le stagioni fanno pensare che l'impegno di questa società non sia stato solo quello naturalmente di mantenere la categoria, ma di mettere anche le basi per quella che è, diciamo, la speranza che noi abbiamo un po' da tutti, e credo che l'abbiano trasmesso anche coloro che hanno parlato prima di me, cioè di ritornare ad ambire a qualche cosa appunto di più importante. E su questo io credo tutti conveniamo, l'ho fatto anche prima Franco Cirilli, nel dover ringraziare il presidente attuale Ivano Boscolo-Piero, 25 anni appunto di direzione per quello che riguarda l'aspetto dirigenziale, e presidente invece della nostra attuale società che si chiama Unione Clodiense Chioggia Sottomarina, praticamente da quest'estate, ma da 9 stagioni presidente della Clodiense nelle 8 precedenti. Per quello che posso aggiungere per arrivare appunto al saluto conclusivo, io credo che raccontare appunto il calcio sia sempre sorprendente, perché le partite non sono mai uguali, però è quella cosa, come qualcuno diceva un tempo, che quando senti appunto suonare le campane la domenica mattina ti fa re, perché è una passione che nasce, e Sandro lo conosceva naturalmente nella barberia di mio papà da ragazzino. Io ho 11 anni, insieme appunto a qualche altro collaboratore importante, commentavo i mondiali di Argentina del 1978, commentavo poi
le partite di Pino Augusti, di Barbieri, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri. Quindi è proprio un amore che mi auguro di trasmettervi quando appunto scrivo o quando parlo di calcio, che è la cosa più importante dopo la famiglia e dopo il lavoro che tutti quanti noi abbiamo. Grazie. Grazie Marco, noi siamo in conclusione, non è ancora concluso, adesso lo capite perché. Abbiamo visto insomma che quest'anno è tornata anche la forte presenza degli Ultras della curva Sud Franco De Paulis, sia in casa che in trasferta. Sono qui, sono fuori, ci ascoltano, ci guardano e domani saranno pronti a aggredire lo Stadio Ballarin come sempre. Penso che non ci sia modo migliore di concludere l'appuntamento di adesso con l'incontro. Naturalmente dare appuntamento a vedere ancora una volta la mostra, ripeto, sarà aperta fino al 26 gennaio, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, 10.30, 12.30, 16.30, 19, con l'invito che faccio al presidente Ivano Boscolobiero di raggiungerci al tavolo e di presentare l'appuntamento di domani, cosa succederà domani allo stadio Aldo Dino Ballarin. Bene, buonasera a tutti. Tanto dico una cosa, orgoglioso di essere presidente del centenario e fiero di essere parte del calcio di Chioggia da 25, un quarto di secolo. Vuol dire che sono vecchio anch'io, ma sono stati di cambio. Niente, domani faremo una piccola cerimonia dove io darò all'amministrazione una maglietta del centenario, ci saranno i ragazzini, faremo un po' di coreografia e dopo inizierà a partire tutti assieme sperando che vada bene anche la partita, che non facciamo la festa completa. Ecco, questo è quello che domani succede. Quindi appuntamento alle 2, un po' prima, insieme con l'amministrazione. Per il resto l'impegno che ci mette la società. Volevo ringraziare tutti i miei collaboratori, il direttore Antonicello, il ministro dei ragazzi, tutti quelli che sono nello staff che compone la società, l'amministrazione che ci è sempre vicina e i tifosi che quest'anno ci siamo uniti, siamo tutti contenti. L'unità fa la forza. Ha detto una parola che mi è piaciuta Franco. L'unità fa la forza, da solo si può fare un certo tipo di cosa, tanti si fanno tante più cose. Ecco, questa è una cosa che mi auguro che qualche altro possa essere parte dello staff, di tutto, perché da solo è fatica a farlo, ci vuole l'aiuto di tutti. Se vogliamo puntare a cose importanti, intanto i tifosi mi vedono magari vicino all'Europa, abbiamo un obiettivo, è l'obiettivo mio, l'obiettivo della società, l'obiettivo della città. Non è facile raggiungerlo, però ci vuole anche altre persone che ci dicono. Comunque noi ci proviamo di stesso di casa, non abbiamo mica paura di nessuno, abbiamo sempre avanti. Bene, ringrazio tutti e buona serata. Grazie Presidente, noi d'accordo siamo in conclusione, almeno dell'incontro, non certo della mostra che resterà visitabile per un'ora e per 15 giorni. Salutiamo e ringraziamo tutti i convenuti, tanti giocatori anche del passato che hanno voluto partecipare, che sono venuti anche da fuori Chioggia, ma che, ecco, il Brasile sollecitava un intervento del Presidente Pagano. L'unico Presidente... No, il Presidente... Allora, lì quando ero in curva mi diceva fai quello che ti dice Brasile, allora... Bontà tua della tua amicizia. Emozionato chiaramente, non tanto per il microfono, che oggi l'abitudine ormai l'abbiamo fatta, ma nel vedere queste slide con i capelli neri, non con i capelli bianchi. Ricordo che abbiamo fatto un percorso, non voglio come dire, sormontare con altre parole. Racconto solo un aneddoto, sconosciuto anzi a tutti.
io non ero come Ivano già dentro nel direttivo di altre società, quindi sono stato preso da fuori, come hai detto te, da Cavallari, che era il presidente della Pugliese quella volta lì, e mi ha detto: se non lo fai tu a Chioggia lo faccio io. Dico: fallo te, vai avanti te che io ti do una mano. Sono andato avanti, no, la mano, va bene. E allora, detto questo, con il mio compare Alfredo Cavallini, non più presente tra di noi purtroppo, noi frequentavamo la Italia di Micaglio, non a caso lui ha sposato la figlia e io ero testimone di nozze, e quindi si era fatta amicizia con Franco Raccini in quel periodo che voi avete raccontato. E quando c'era quindi questa intenzione di tirare su la squadra, che quella volta era in prima categoria, ma non solo in prima categoria, ma anche alla fine della prima categoria, e allora così ci è venuta l'idea: beh, andiamo a trovare Franco. Quella volta Franco era in Serie A con la Reggiana, aveva appena fatto lo stadio del Giglio ed era un amministratore delegato, era lì. Siamo andati a Reggio Emilia e ci ha ricevuto in quella che per loro era Milan Perosa o Milanello, e così siamo messi a parlare. Ho detto: come mai? Tanto, senti, abbiamo l'idea di prendere la squadra del Chioggia, eccetera, eccetera. Lui fa: che categoria fai? Una categoria? E sì, abbiamo risposto in diretto: no, perché vogliamo portarla su, eccetera, eccetera. E allora a un certo punto ha fatto: Carletto, vieni qua, senti sti miei amici, scusa, dico in dialetto perché lui l'ha detto in dialetto, senti i miei amici Ciosotti, cosa che devo fare? Prima che categoria, ho detto: perché? Lasciali, va bene così, che partano l'entusiasmo. Cioè, questo Carletto era Carlo Ancelotti, che quell'anno lì era l'allenatore della Reggiana ed era quello il primo anno che lui cominciava a allenare dopo la scuola di Sacchi. Ecco, quindi tutto quello che è stato detto prima mi ha trovato, come dire, ad applaudire. Mi avete dato un microfono, racconto una partenza simpatica. Grazie Gianni. Allora, come si diceva, volevo dedicare questa mostra a mia nonna Dina, che è la moglie di Dino Ballarini, e che mi ha detto la passione per il calcio e per Dino Ballarini. Grazie a tutti. ok, terza falsa partenza, speriamo l'ultima, anche solo per ridarvi la possibilità di vedere la mostra, o di fare quello che più vi aggrada. Appuntamento domani, ore 14, allo stadio del Dino Ballarini. La partita è alle 14:30, ma venite mezz'ora prima per la festa con i ragazzi e con il pallone, con la maglia del centenario. Domani ci sarà appunto la maglia con il logo speciale disegnato da Nicoletta e Davide per questa occasione. Forza Mario, forza ragazzi, forza Unione Clodiense. Domani prendiamo questi 3 punti con il Vezza Porto Torre.